La nuova legge approvata prevede che le competenze passino non più al magistrato alle acque e quindi al Consorzio Venezia Nuova, ma rimangano in capo alla Regione agli ex geni civili. La sostanza della legge sconfigge il sistema MOSE, di fatto, non più concessionario unico, bando di gara aperto a tutte le imprese venete e non venete, trasparenza negli appalti, trasparenza nei costi. 20 anni di illegalità cavalcati attraverso uno strumento che si chiama accordo di programma contro la legge, che vengono di fatto sanati. In termini economici si rappresenta 200 milioni di euro circa a disposizione delle imprese nei prossimi 10 anni, di tutte le imprese e non solo delle imprese associate al Consorzio Venezia Nuova. È una legge che intende superare la delega in bianco al magistrato alle acque e quindi al concessionario unico, che è stata fonte, purtroppo nel caso del Mose, di molto malaffare. Per quello che possiamo come Consiglio regionale, almeno sulla gestione dei litorali, pensiamo che questo debba essere superato. Questo è il senso di quello che abbiamo votato ieri sera. Avevamo anche cercato come gruppo democratico di allargare ulteriormente questa trasparenza anche alla gestione dei rifiuti spiaggiati. Le mareggiate sappiamo cosa producono e c'era, secondo noi, e c'è la necessità di far chiarezza anche su questo.